Siamo il presidente del NES, primo tempo in cui meritavate qualcosa in più, siete andati in svantaggio, poi secondo tempo avete meritato il pareggio. Ma sì, il primo tempo purtroppo siamo un po' sfortunati come squadra quest'anno. Il primo tempo siamo andati sotto, non lo meritavamo. Il secondo tempo, come al solito, scendiamo in campo molto più compatti, molto più decisi su quello che facciamo girare il pallone benissimo. E oggi la squadra ha dimostrato che è all'altezza comunque di questa Serie A, è un gran carattere, ha messo in campo, che ha espresso un grandissimo gioco e tutti noi a partire dalla dirigenza siamo fieri di questa partita. Purtroppo abbiamo preso solo un punto e ci sta stretto, però questi ragazzi sono in grado di fare molto meglio. Buon primo tempo, soprattutto dal punto di vista della pressione, state bene, soprattutto fisicamente, si è visto perché avete corso fino all'ultimo. Sì, i ragazzi fisicamente stanno bene, devo dire che il mister con le parole giuste ha caricato i ragazzi dal primo minuto, già dentro gli spogliatoi i ragazzi erano carichissimi, volevano affrontare una partita ad alta velocità e l'hanno dimostrato, quindi fisicamente sono orgoglioso di quello che hanno fatto e hanno dato in campo.